Questa trasmissione è offerta da Red System. Benvenuti al punto qui a Telefriuli, benvenuto al sindaco di Tavagnacco Moreno Lerutti. Benvenuto sindaco. Grandi Enzo, buongiorno a tutti i telescoltatori. Bene, allora parliamo subito della festa degli asparagi, no? Perché questa è già iniziata, ormai mi pare che c'era voglia anche di uscire, c'è stato un buon risultato, un boom vero e proprio, sindaco. Assolutamente, è iniziata alla grande, sabato e domenica scorsi, veramente tantissima gente, siamo partiti con entusiasmo, la squadra dei soci della Proloco, dei volontari, è costituita da 250 persone, quindi insomma, un bel gruppo. Che quest'anno hanno aderito, ma non tutti ancora, no? Tutti. Ci eravamo ritrovati 2 o 3 domeniche fa, tutti ma con entusiasmo, con voglia di fare, di ripartire, e la gente ha risposto molto bene. Infatti sabato e domenica era strapieno. Del resto, sai, è una delle prime sagre che ci ritroviamo dopo il Covid, no? Consente di ritrovarsi all'aperto, pur in situazione protetta, perché ci sono, diciamo, i tendoni che proteggono eventualmente. Sì, ma la gente è abbastanza cauta, no? Perché ormai ha capito come funziona. Assolutamente, con spazi ampi e soprattutto un'offerta diciamo di qualità, di asparagi, risotto e di ogni tipo. Quindi sono tornati anche un momento anche per le famiglie a ritrovarsi, magari prendono un tavolino, restano lì e fanno... Direi soprattutto per le famiglie. Quest'anno difatti abbiamo fatto la scelta di non fare musica, di non fare eventi particolari, se non alcuni eventi culturali, però è una festa dedicata soprattutto alle famiglie. Difatti erano tantissimi gruppi familiari e gruppi di amici. È stata veramente una gioia rivedere tanta gente insieme. Quindi riprende la Proloco a Tavagnacco e riprende un po' anche tutte le altre associazioni, no? Perché mi pare che adesso c'è voglia proprio di... C'è voglia di ritrovarsi. Tieni conto che la festa dura ancora i prossimi 2 weekend di maggio, quindi sabato e domenica fino al 21, mi pare, no? Il terzo di maggio, e ovviamente chi non vuole fermarsi lì può prendere anche gli asparagi per asporto, quindi l'offerta è completa. Ecco, mi pare che ultimamente avete fatto una cosa molto bella, molto sentita, e parlo proprio del distretto del Tresemane, no? Se ne vuoi parlare, perché c'è molta curiosità, si legge sui giornali, si vede, si informa, ma dalla tua viva voce, da protagonista, è meglio. Direi che è stato un lavoro lungo, interessante, portato avanti insieme con i colleghi sindaci di Reana, Tricesimo e Cassacco, con Confcommercio e soprattutto con la rete di imprenditori della Tresemane. Questo asse che noi abbiamo qui è un asse veramente interessante, perché insistono sulla Tresemane una serie di imprese, di servizi che non ha pari, credo, in tutta la regione e forse anche nel nord Italia. Un asse che è caratterizzato non più solo dal commercio, no? Ma anche dalla ristorazione. Anche servizi. Servizi, studi professionali, divertimento, e quindi un asse che deve essere assolutamente valorizzato anche dal punto di vista dell'arredo urbano, della possibilità di garantire un traffico più scorrevole, piste ciclabili e tutta una serie di servizi che adesso insieme stiamo programmando. Quindi l'opportunità di questo distretto è un'opportunità importante per noi 4 comuni, che abbiamo iniziato a lavorare anche insieme sullo sportello unico delle imprese, sul regolamento per esempio per la cartellonistica, sul piano del commercio, ma soprattutto per gli imprenditori che possono fare veramente, possono pensare a tantissime sinergie e soprattutto possono pensare alla possibilità di riqualificare un tratto che non è più una strada, ma diventa una strada abitabile, veramente una realtà che lega Udine con Tricesimo e Cassacco, e anche in qualche modo, una volta
la Pontebana divideva i nostri comuni perché era una strada di difficile attraversamento, adesso diventa una strada che li lega. Diventa in sostanza un punto di riferimento sociale, culturale, di servizi e soprattutto anche un trade union con la città di Udine che in qualche modo dovrà darsi un po' da fare. Assolutamente, no? Quindi qui si potrà venire a fare shopping, ma si potrà poi fermarsi a pranzo, a cena, ci saranno luoghi per divertimento, eccetera, per cui veramente un tratto di strada veramente interessante. Che attirerà non solo qui in Friuli, ma penso anche da fuori regione, no? Perché c'è molto passaggio. Assolutamente, perché poi noi siamo una regione al centro di un crocevia tra Slovenia e Austria e quindi sicuramente già buona parte della clientela è slovena e austriaca e noi speriamo che ritorni o di consolidare questo rapporto. Sì, perché vedo che il traffico non solo in autostrada ma torna sulla strada, diciamo così, sulla Pontebana, vuoi per i costi, vuoi per il traffico, insomma, e vuoi anche per fermarci nelle nostre zone, quindi e questo riprendere, poi è l'ulteriore tassello, quello dell'offerta anche, diciamo in qualche modo, turistica, no? E quindi la possibilità, pensa soltanto quanti ciclisti passano attraverso Tricesimo, Tavagnacco Areana, attraverso l'Alpe Adria. Io penso d'estate dai 150 alle 200 persone e quindi la possibilità di avere anche una offerta nella ristorazione e anche un'offerta diciamo tipo bed and breakfast, albergo diffuso, insomma tutte queste realtà che possono consentire alle persone di passare ma anche di fermarsi, di godere anche del di posto, avere insomma le proprie comodità, fare shopping, godere della qualità della nostra cucina e quindi dare veramente un contributo significativo alla vita economica di questo comune e delle nostre comunità. Ecco, poi c'è il piano nazionale di ripresa e resilienza che tutti i comuni sono alle prese con i tempi, con il personale, con i progetti, insomma come Tavagnacco che è un comune importante che comunque i problemi li ha come tutti per il personale e il tempo stretto, insomma, no? Il PNR penso sia un po' la speranza e il cruccio anche di tutti i colleghi sindaci perché credo che tutti condividiamo in questo momento la difficoltà legata insomma, alla carenza del personale, quindi in qualche modo noi abbiamo attivato circa una decina di progetti, speriamo che almeno alcuni vadano in porto, quasi tutti per adesso con le nostre forze, però ovviamente dovremo ricorrere anche all'aiuto esterno perché diciamo, la documentazione è complessa, le procedure sono piuttosto complesse, per cui con soltanto i nostri collaboratori non ce la faremo. C'è bisogno di un aiuto concreto. Io credo che comunque una parte del piano alla luce degli ultimi avvenimenti vada anche assolutamente ripensata, perché dobbiamo tener conto anche che questi investimenti per metà sono investimenti a fondo perso, ma per metà sono investimenti che in qualche modo dovremo mettere la mano in tasca, insomma. Ecco, personale, ma mancano anche medici, no? Dei comuni. La questione della carenza di medici, della carenza di infermieri, della carenza di operatori è una carenza... Diciamo, il problema sanità è a galla e torna a galla ogni tanto perché evidentemente la sanità è un argomento molto difficile, molto complicato, ma per la nostra vita è basilare. Guarda, la sanità sarà sempre un problema difficile perché la sanità è una realtà che richiede un continuo adattamento della risposta sanitaria ai bisogni dell'utenza che si modifica in continuazione. Pensa soltanto cosa vuol dire per noi avere una regione dove non nascono più bambini o dove la percentuale dei grandi anziani è elevatissima. Però vedi, il problema della sanità è che da anni noi stiamo disinvestendo sulla sanità. Le difficoltà che oggi abbiamo sono dovute al fatto che probabilmente da 15-20 anni noi stiamo disinvestendo sulla sanità. Se tu vai a vedere gli investimenti nazionali e regionali sulla sanità sono in calo, non sono in crescita.
E poi l'altra questione che io ritengo fondamentale per la sanità è che noi ragioniamo spesso, discutiamo, ci infervoriamo sulle riforme sanitarie, sulle leggi di riforma sanitaria, ma dietro ogni legge di riforma sanitaria ci deve essere una cultura, ci deve essere un modello di sanità, ci deve essere una dirigenza sia tecnica che politica che condivide questo modello, che l'ha discusso, che l'ha fatto proprio e che poi intende ad attuarlo. Se non c'è questa visione chiara, se non c'è questa strategia chiara, ovviamente si procede per tentativi ed errori e questo per la sanità diventa un rischio assolutamente enorme. Tieni presente che oggi noi siamo una regione con 1.100.000, 1.200.000 sì, più o meno, siamo in calo anche lì. Guarda il numero di ospedali che abbiamo, è difficile che qualsiasi esperto di sanità possa dirti che noi riusciremo a mantenere le strutture come le abbiamo oggi per i prossimi 10-15 anni. La sfida della sanità territoriale è una sfida della quale io sento parlare da quando ero in sanità, quindi circa 40 anni, riequilibrare per esempio il rapporto tra ospedale e territorio, io ne sento parlare da 40 anni, però è una sfida estremamente difficile e per adesso non ho visto ancora una trasformazione, ecco, in questo senso significativa. Diciamo che in questo momento è un luogo di battaglia anche politica, perché evidentemente che ognuno ha la sua ricetta, ma comunque sia va in qualche modo partecipata. Sì, anche se io credo che il tema della sanità sia un tema che deve essere trattato al di là delle varie visioni politiche, perché non può essere che ogni mandato, ogni amministrazione regionale cambia tutto quello che ha fatto quella di prima, tanto per essere chiari. Bisogna trovare una condivisione su un modello di sanità che sia adeguato per il nostro territorio e assolutamente garantire la sua attuazione. Poi sai, io penso che in questi 4 anni chi ha gestito la sanità abbia avuto le sue criticità da sostenere, perché una situazione come questa a me dopo 40 anni di sanità non era mai capitato di vedere, quindi usciremo sicuramente dalla pandemia, ma quando usciremo dovremo sicuramente mettere mano sul sistema, perché un conto è tenere botto all'emergenza e un conto è poi avere il tempo, l'opportunità e le risorse per completare i percorsi di riforma. Bene, allora con queste considerazioni del sindaco Tavagnato Moreno Di Ruti, che io ringrazio per la sua partecipazione, naturalmente sempre disponibili, no? Poi grazie per Friuli e nel comune, un piacere essere qua a 200 metri. Il nostro sindaco, bene. Ecco, dalla nostra sede. Grazie ancora, naturalmente un appello lo faccio anch'io, tutti a Tavagnacco per la festa degli asparagi e naturalmente ci vediamo la prossima volta anche con voi. Grazie. Questa trasmissione è stata offerta da Red System.